Di lui incerta è persino la data della morte. Tra il 14 e il 25 febbraio 1479, all'età di circa 49 anni. Lo scrive Giorgio Vasari. Persino il ritratto che vediamo non si sa se sia del suo volto. Certo è che riuscì a raggiungere un equilibrio tra precisione, colore lucente, grazie all'olio dei fiamminghi, e la vitalità razionale del Rinascimento italiano. Iniziamo con questo presunto autoritratto. La coppola rossa ha un incavo in alto a destra. È di panno rosso che sempre a destra, ma sotto s'oscura. La luce non è frontale, proviene dalla sua destra. In tal modo lui può tenere gli occhi bene aperti. Iride color ghiaccio, ben irrorato da venuzze rosee, ciglia folte e lunghe a sinistra, quasi invisibili quelle a destra. Labbra carnose, chiuse in un sorriso che ingentilisce il volto, coperto dalla barba di un giorno. Il mento è appena pronunciato, i capelli sono tagliati alla romana e coprono parte dell'orecchio, ma ciò che più ci sorprende è il bordo bianco della camicia, arricciato su un maglione rosso sotto il giubbino marrone. Un'opera mirabile. Tuttavia, lui, siciliano, 2 volte risalì l'Italia sino a Venezia. Perché calza il classico copricapo fiammingo? È presumibile che il giovin'uomo sia un mercante di panni del Fiandre incontrato a Venezia o chissà a Firenze, dove i tessuti arrivavano per essere colorati. Talmente sconosciuto è questo personaggio dal sorriso deridente, tanto da dar spunto a Vincenzo Consolo di scriverne un libro, da essere noto come Ritratto d'ignoto, oppure L'ignoto marinaio. Anche lui con copricapo, di color sobrio, nero, come gli occhi, il volto è ovale, il sorriso è ambiguo, la barba come l'altro, mal rasata, la camicia bianca, un giubbetto nero chiuso da 2 laccioli all'altezza del collo. Vi paiono abiti da marinaio? Certo che no. Si sa che la tavola proviene da Lipari, non lontano da Cefalù, ove ora è al museo. E se fosse un Baruni, come sospettava Longhi, per cui si spiegherebbe il sorriso vagamente minatorio? Certo, è sardonico e beffardo. Antonello è un pittore moderno. Nessuno più di lui ha saputo esprimere l'anima dell'effigiato. Proviamo con un terzo. Che titolo dareste a questo personaggio? Indaghiamo. Indubbio è l'autore. È scritto sul cartellino e la vistosa cicatrice sul labbro che può suggerire? Mascella volitiva, sguardo audace. È stato dipinto mentre stringeva i denti. Collo massiccio, nessun fronzolo superfluo ed il capo si confonde nel nero. Un soldato di ventura, troppo curato l'aspetto e costoso l'abito. Un condottiero? Così è stato denominato e si trova al Louvre. La forza espressiva è data dalla tecnica pittorica di Antonello che, modulando il chiaroscuro sul volto, evidenzia tensioni muscolari,
la fossetta sul mento, gli occhi incavati. L'annuncio del personaggio è chiaro. Statemi alla larga. Dipinse solo maschi? No. A Palermo la descrivemmo nell'Isola dei Pupi, è custodita annunciata. Ma se è Maria, dov'è l'angelo nunziante? C'era e se n'è andato in un palpito d'ali che alza la pagina del libro? È appena arrivato? Ed in un attimo ha esaurito la missione? E se fosse Nunziatella, che riceve da noi, che la guardiamo, complimenti di ammirazione, anzi, uno alla volta per carità, proposte matrimoniali di bellezza unica, mediterranea, giovane, colta e riservata, distante, anche se noi ci avvicinassimo senza far scattar l'allarme. E lei ci ferma, alzando una mano. Lei ha il pensiero altrove, riflette su quel che ha letto, non vuole essere disturbata. Rispettiamo il suo volere, ma continuiamo ad osservare quello che è una delle massime espressioni della pittura europea di tutti i tempi. La costruzione è triangolare, solo apparentemente frontale. Gli spigoli del tavolo e del leggio, a noi più vicini, definiscono lo spazio entro cui si muovono le mani e queste quello dell'ovale del volto. Ha le spalle allineate al lato lungo del tavolo e la testa impercettibilmente ruotata alla sua destra. Le dita che reggono il velo sono allineate al collo e al naso di lei. Una costruzione perfetta per dare profondità al volto, plasticità al corpo e grazie a quel leggero disassamento della frontalità la figura acquista un misurato movimento. Quindi Antonello fu anche architetto? Certamente. E lo annunciamo gioiosamente anche al redattore d'interni. Questo personaggio studia. Che sia San Girolamo lo dicono in molti, tuttavia alcuni l'identificano con il re Alfonso d'Aragona, altri con Marco Barbo, un riformatore benedettino. Certuni dubitano persino che sia di Antonello. Gli amici lo chiamavano Pino, attribuendo l'opera ad un qualche ignoto fiammingo. Su questo dubbio non perdiamo un attimo del nostro e del vostro tempo. Piuttosto continuiamo nel gioco degli indizi per capire chi può essere questo studioso. Vive isolato nella campagna, in una reggia, non da principe o condottiero d'armate in pensione, bensì da cardinale, e da tale è vestito, celebre, ricco, colto. Il suo studio è in una loggia aperta, la stagione è quella buona. Trascuriamo i simboli, le allegorie. Il pavone è un uccello raro in Europa e così il leone. Superiamo la soglia di marmo che all'apice regge uno stemma e mettiamo i piedi su uno stupendo pavimento piastrellato. Ha lasciato le ciabatte ai piedi della scala di legno, dove coltiva garofani, invero fiori da esterno, e un curioso bonsai, entrambi in vasi d'argento o di peltro. Sulla scrivania sporgono in contenitori neri penne. Una è nel calamaio e nella libreria vi sono una ventina di libri, alcuni miniati e colorati. La bifora, ove rondini riposano, confermando la stagione, è chiusa da vetri.
un lusso, e la stanza si chiude a volta gotica e la parete è di mattoni legati da calce. Su una panca è posato il cappello cardinalizio ed a destra un'infilata di esili colonne separano due ampie stanze con finestre che sono quadri sulla valle e la collina, e in un altro una bifora. A sinistra della libreria, che prosegue oltre l'arco, si intravede una colonna sul cui capitello s'aprono due arcate, una verso la parete di fondo, l'altra su una stanza che oltre alla finestra in basso ne ha una alta, certamente una bifora come la precedente. Abbiamo elementi sufficienti per ritenere che sia un cardinale veneziano che ha deciso di trascorrere l'estate sulla terraferma, lontano dall'afa veneziana, in una villa progettata da Leon Battista Alberti o dalla fantasia di Antonello, ispirato dal celebre architetto che lasciò traccia di sé a Mantova. Una rondine, si sa, non annuncia la primavera, ma dopo tanti dipinti eccellenti affermiamo che Antonello non è di Messina, bensì universale.